Solo il 30% dei cavallucci marini riesce a sopravvivere nel Mar Piccolo. La causa principale della loro sparizione è la pesca di frodo. È la stima realizzata attraverso le attività di monitoraggio che l'Università degli Studi di Bari ha effettuato sulle 250 specie Hippocampus e Hippocampus guttulatus che dal 2023 sono state liberate nel Mare Nostrum grazie al progetto di conservazione. Un'operazione avviata dalla stessa università in collaborazione con l'Acquario di Genova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Palermo e il Comune di Taranto, che ha l'obiettivo di aiutare questa specie a riprodursi nel secondo seno del Mar Piccolo. I cavallucci, per la loro natura, per il loro comportamento, utilizzano queste reti da posta illegali come appoggio, come substrato su cui appoggiarsi e accidentalmente vengono pescati da queste reti. Definita come specie bandiera, il cavalluccio marino rappresenta anche un indicatore di qualità dell'acqua e fino al 2016 solo nel Mar Piccolo si contavano circa 300.000 individui, una delle famiglie più grandi del Mar Mediterraneo, che a causa delle attività illegali ha subito un drastico calo pari al 90%. Quelli rilasciati ieri infatti sono 152 esemplari nati da alcune coppie prelevate dal mare di Taranto lo scorso anno e successivamente allevati all'Acquario di Genova. Abbiamo messo a punto questo protocollo di riproduzione che adesso possiamo dire essere veramente ottimizzato e quindi far crescere questi piccoli e riportarli dopo circa 6 mesi e liberarli nel Mar Piccolo, che è una cosa meravigliosa. Per l'occasione sono state create 3 microriserve protette all'interno del Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo, una parte di mare curata dalla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto, come ha spiegato Pierluigi Loprete, comandante della SVAM. Le condizioni che sono state trovate in questa porzione di Mar Piccolo sono state facilitate dall'introduzione di una lana di roccia che ha particolarmente favorito l'ecosistema che in qualche modo è affine con il microclima necessario per la crescita di questi cavallucci marini. Prima della liberazione, inoltre, ogni esemplare è stato fotografato su entrambi i lati del capo, una sorta di carta d'identità biologica che, grazie all'intelligenza artificiale, permetterà ai ricercatori di riconoscerli nei prossimi 12 mesi di monitoraggio. Ora piano piano stiamo provando a insegnare al software a riconoscere l'individuo, perché ogni cavalluccio ha determinate caratteristiche che servono proprio a identificarlo come un identikit. Questo software piano piano si sta sviluppando, al momento abbiamo una precisione del 67% e speriamo che in 1 o 2 anni riusciremo a identificare e mappare la popolazione del Mar Piccolo.